Non voleva pagare un farmaco, quindi ha distrutto il negozio e aggredito titolare un medico mordendolo. Attimi di terrore questa mattina in una farmacia di via Piave a Mestre. Una vicenda surreale, quella che ha come protagonista il titolare della pizzeria da Piero a Favaro Veneto, dopo aver bloccato il ladro che rubava nella sua auto, l'aggressione di alcuni vicini perché lo lasciasse andare. Al via il piano di restauro della Basilica di San Marco, grazie a oltre 3 milioni di euro stanziati dal Ministero della Cultura, interventi in 2 aree fortemente danneggiate dalla salsedine. Anche a Mestre, protesta dei lavoratori degli uffici di esecuzione penale esterna. I dipendenti sono scesi in strada per chiedere nuove assunzioni. Il Veneto al penultimo posto nella distribuzione di risorse al trasporto pubblico, una situazione drammatica secondo il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Roberto Marcato ufficializza il ritiro della sua candidatura per il congresso della Lega e attacca hanno ucciso un sogno nel mirino il Carroccio trevigiano che ha deciso per Manzato. Al via il potenziamento dei controlli da parte della Guardia di Finanza contro le strutture extraalberghiere non in regola delle principali località turistiche della provincia di Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna in prima serata con il vice direttore Ferdinando Avarino. Stop ai figli con 2 mamme, giusto? Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Sullo sfondo la mossa recentissima della Procura di Padova, che sta aprendo un dibattito forse senza precedenti a livello non solo politico. Dicevamo la cronaca che ci riporta ancora una volta nel cuore di Mestre, in via Piave, per un fatto che è accaduto questa mattina. Attimi di terrore in una farmacia. È stata una brutta situazione, anche perché inaspettatamente arrivare un'aggressione dentro un negozio con clienti dentro. Ci sono anche persone di una certa età che sono state molto scioccate da quello che è successo. A parlare ancora sconvolto è un dipendente della farmacia L'Europa in via Piave a Mestre, all'angolo con via Cavallotti, che questa mattina poco dopo le 9 ha assistito a un episodio di violenza all'interno del negozio. Un uomo straniero, con tutta probabilità sotto l'effetto di qualche sostanza, è entrato come una furia sotto gli sguardi scioccati dei clienti presenti. Voleva portare via un farmaco per curare la scabbia senza pagarlo e al diniego è andato in escandescenze, iniziando a buttare a terra quello che gli capitava sotto mano, mettendo la farmacia a soqquadro. Siamo dovuti intervenire per fermarlo, perché ha aggredito anche il titolare. Al titolare infatti è stato rotto il dito di una mano, mentre un medico che è andato subito in suo aiuto è stato morso al braccio sinistro. Le volanti della polizia sono arrivate quasi subito bloccando l'aggressore, mentre gli esercenti vicini si sono barricati nei negozi per paura. Nel frattempo il titolare della farmacia si è recato al pronto soccorso e sporgerà denuncia per l'aggressione subita. Dalle prime informazioni l'aggressore non sarebbe una persona nota nella zona. Ed è una vicenda davvero surreale quella che ha come protagonista il titolare della pizzeria da Piero a Favaro Veneto. Dopo aver bloccato il ladro che rubava nella sua auto, pensate, sarebbe stato aggredito da alcuni vicini perché lo lasciasse andare. Io ero all'interno della pizzeria quando mia moglie, verso le 11 meno un quarto, va a casa e esce dalla pizzeria. Uscendo dalla pizzeria trova una persona all'interno dell'auto. Corre subito all'interno dove ci sono io e mi dice che c'è una persona che sta rubando della roba in macchina. Io esco di corsa, questo nel frattempo però ha preso e se n'è andato verso il centro commerciale. A quel punto Trabuio, titolare della nota pizzeria a Favaro Veneto, ha iniziato a rincorrere il ladro insieme a un'altra persona con la bicicletta fino a bloccarlo. L'uomo, un trentenne di Piove di Sacco, aveva rubato un coltello dalla sua auto, quindi affrontarlo diventava difficile. Così è scappato nuovamente, gettandolo durante la fuga. A quel punto Trabuio l'ha bloccato definitivamente in attesa dell'arrivo della polizia, che nel frattempo era stata allertata. Ciò che è accaduto poco dopo però ha dell'incredibile. Sono arrivati dei residenti, credo albanesi, però loro mi conoscevano, quindi mi hanno anche detto ciao Piero, e
E mi dice no, non devi tenere duro così. Ho detto guarda che questo qua ha appena rubato a casa mia, scusa se lo tengo duro, adesso arriva la polizia, no, lo devi fare perché gli fai male, no guarda, è fermo qui, respira, non ha nessun problema. A un certo punto io guardo quello che è a terra e mi arriva un fendente alla nuca. E ovviamente io non potevo mollare questo per andare dall'altro. Me la sono tenuta, ovviamente dopo pochi secondi è arrivata la polizia, lì ci siamo un po' beccati perché ovviamente loro dicevano che non era vero, ma i testimoni, che c'era anche un'altra persona, testimoniava che effettivamente il colpo era arrivato, difatti sono andato al pronto soccorso e mi hanno dato 3 giorni di prognosi. Oltre il danno, la beffa dunque. Il trentenne è stato portato via dagli agenti, mentre Trabuio ha sporto 2 querele. Uno è il ladro ovviamente che mi ha fatto il furto all'interno dell'auto e uno ovviamente è chi mi ha ferito colpendomi senza neanche avere la possibilità di difendermi. Quindi questo è quello, la parte più grave è proprio questo, che tu sei qui che rischi la vita per tutelare gli altri e a fine vieni anche colpito da chi non capisce cosa stai facendo. In Laguna ora per l'attualità al via il piano di restauro della Basilica di San Marco grazie a un contributo di oltre 3 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura. Giornata storica per la Basilica di San Marco con la firma siglata tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia, Ministero della Cultura e Procuratoria di San Marco. È stato avviato un piano di interventi di restauro nella Basilica grazie all'acquisizione di un generoso finanziamento di 3.300.000 euro ottenuto dal Ministero della Cultura nell'ambito del piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Ora che la Basilica è protetta, la riportiamo all'antico splendore eliminando i gravissimi danni interni dell'acqua alta. E lo stiamo facendo nel modo più efficace, con grandi competenze e soprattutto con grande consonanza, perché istituzioni pubbliche e enti privati sono tutti dalla stessa parte in questa grande sfida. Gli interventi di restauro interesseranno principalmente i rivestimenti lapidei dell'ala nord del Nartece, l'atrio della Basilica e la cappella del Santissimo Sacramento, fortemente danneggiati negli anni dalla salsedine delle alte maree, lavori indispensabili mirati a conservare preziosi marmi e mosaici di un bene considerato in tutto il mondo patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda l'intervento sui rivestimenti, le cruste marmoree di rivestimento interne dell'ala nord del Nartece, è previsto di smontarne la maggior parte per poterle desalinizzare in acqua. E per quanto riguarda invece il mosaico che contorna l'altare del Santissimo, l'intervento prevede un'applicazione di impacchi di estrazione dei sali fondamentalmente. Tra le 29 imprese selezionate in tempi record in un'aperta gara d'appalto ne sono state selezionate 7. L'assegnazione se l'è aggiudicata per l'importo complessivo l'impresa RTI Lares Lavori di Restauro di Venezia. Mi pare che questo sia un bel esempio di efficienza amministrativa e soprattutto di collaborazione tra enti. Data la complessità, il tempo richiesto dalle operazioni di restauro è stimato in 2 anni e 4 mesi. Parliamo adesso di trasporto pubblico locale in Veneto. Il Partito Democratico in Consiglio regionale va all'attacco. Da quello che vediamo noi oggi, la lettura, la visione politica di Zaia e della De Berti sul trasporto pubblico locale, lo diceva qualcuno, il trasporto pubblico locale non esiste più, può essere chiuso, non ci serve. La situazione del trasporto pubblico veneto è drammatica, secondo il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. La capogruppo Vanessa Camani e Jonathan Montanariello, vicepresidente della Commissione Consiliare Trasporti, chiedono un deciso cambio di rotta alla Giunta Zaia. Il Veneto è al penultimo posto nella retribuzione di risorse al trasporto pubblico, appena il 2,3% rispetto al fondo nazionale. Nelle altre regioni la media è del 20%. Tra le battaglie che intendiamo fare, battaglie di civiltà le vogliamo chiamare, anche la sfida già dal prossimo bilancio per dire che nell'agenda del Partito Democratico la lotta in qualche modo alla civiltà del trasporto pubblico locale sarà per noi elemento prioritario insieme ad altri temi. Secondo il PD i pochi stanziamenti della Regione si traducono in trasporti che non soddisfano i bisogni dei cittadini, costi insostenibili per gli utenti, proliferazione di operatori e compagnie che rende ingovernabile la gestione collettiva del servizio e graduale inadeguatezza del parco mezzi, oltre alla fuga dei lavoratori, testimoniata dai sindacati di settore presenti in sala. Dal 2019 in poi a pagarne le conseguenze è stato il costo del lavoro, sono stati i lavoratori, abbiamo perso lavoratori, abbiamo perso servizi,
lavoriamo in condizioni sempre più difficili. L'esempio più emblematico è il fatto che tutte le aziende del trasporto in Italia hanno difficoltà a trovare autisti o personale che voglia venire ancora a lavorare in questa azienda. Trovo surreale che si spendano tante parole per la possibilità di prenotare i biglietti con WhatsApp. Non è questo il problema del trasporto pubblico locale veneziano, è la possibilità di muoversi, di accedere alla salute, le cose che diceva il consigliere Montanariello, la possibilità di raggiungere le strutture ospedaliere. Dai mali del trasporto pubblico locale a quelli della giustizia, oggi protesta dei lavoratori degli uffici di esecuzione penale esterna, anche a Venezia. Sono scesi in strada i lavoratori del Tribunale degli uffici di esecuzione penale esterna di Padova, Treviso e Venezia. Dalla scorsa estate i lavoratori, tramite le organizzazioni sindacali, tentano di richiamare l'attenzione della dirigenza e del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità sulle carenze che accomunano i 3 uffici che non consentono ai lavoratori di realizzare quanto previsto dalla riforma Cartabia e dalle precedenti riforme della giustizia, che hanno incrementato le misure alternative al carcere e le altre sanzioni penali. Abbiamo carichi di lavoro che ci vedono 1 a 200 persone in esecuzione penale, che ovviamente non possiamo seguire per come è previsto dalla norma e per come è previsto dalle circolari. Quindi rivendichiamo la necessità di avere quello che ci serve per poter lavorare in maniera da seguire queste persone come si deve. I lavoratori degli UEP hanno ricevuto la solidarietà della Presidente del Consiglio regionale Veneto, degli assistenti sociali, che ha espresso grande preoccupazione per le condizioni di lavoro che rendono difficoltosi interventi professionali nel rispetto del codice deontologico, che implicano anche ripercussioni negative sugli utenti e sui fruitori dei servizi, dai magistrati agli avvocati. Si pensi che arriviamo dagli ultimi mesi in cui ogni assistente sociale gestiva almeno 120 persone che eseguono una misura alternativa al carcere o comunque una misura di comunità, e è impossibile poter garantire un percorso di reinserimento sociale a così tante persone. L'assistente sociale non può fare tutto, servono più amministrativi. Speriamo che facciano un concorso per psicologi, perché i nostri psicologi hanno poche ore, sono a partita IVA e non danno sufficiente aiuto ai percorsi di reinserimento, e purtroppo ce n'è molto bisogno. Ritorniamo a Venezia subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta nel veneziano parte il piano di contrasto all'abusivismo da parte della Guardia di Finanza nel settore ricettivo extraalberghiero. L'intensificazione riguarderà il periodo estivo da metà giugno a metà settembre, con l'obiettivo di individuare il maggior numero di strutture ricettive extraalberghiere abusive o non in regola. L'iniziativa replica il piano Back in Venice, che dallo scorso giugno, e non solo nel periodo estivo ma anche per le festività natalizie di Carnevale e Pasquali, ha consentito di individuare oltre 60 strutture totalmente abusive, comminare sanzioni per oltre €500.000 per varie irregolarità, multi in materia di lavoro nero per oltre €40.000 e appunto di segnalare redditi non dichiarati per più di 5 milioni. Quindi riparte questo piano anti-abusivismo non solo a Venezia città ma in tutto il veneziano. La politica, dopo settimane davvero difficili e cariche di polemiche, oggi l'annuncio dell'assessore regionale Roberto Marcato che ritira la sua candidatura alla segreteria regionale del Carroccio. Con il cuore in gola, e credetemi è davvero difficile per me, ma per il bene di questo partito che amo in maniera viscerale, io ritiro la mia candidatura. Ritiro la mia candidatura perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno.
Abbandona la corsa alla segreteria regionale della Lega. Roberto Marcato lo comunica definendola la scelta più difficile della sua vita politica. La notizia era già nell'aria, mancava solo l'ufficialità, arrivata dopo una notte travagliata. L'assessore regionale ammette di aver preso la decisione da solo dopo un lungo e difficile periodo in cui è stato attaccato da una parte del suo partito, la cosiddetta ala salviniana, e in ultima battuta colpito anche dal fuoco amico della frangia trevigiana dei suoi sostenitori che hanno preferito la candidatura di Franco Manzato. Abbiamo avuto per mesi qualcuno che insomma ha fatto di tutto perché io non mi candidassi o arrivassi comunque sfinito, debole, sfilacciato al congresso, e questo l'avete certificato voi mille volte e non serve che io aggiunga altro. Dall'altra parte c'era tutta una parte del partito molto consistente che aveva chiesto a gran voce la mia candidatura, che a un certo punto si è messa in testa che invece c'erano candidature più forti delle mie. Sabato cosa farà? Ma non lo so ancora, dipende anche da come sarà il tempo. Marcato non ha espresso nessuna intenzione di voto al congresso regionale di sabato. La sua preoccupazione è per il futuro del partito, che in Veneto ha già perso molti consensi. Nel 2024 ci sono le europee, poi nel 2025 la corsa alla regione in cui si deve definire il dopo Zaia. L'assessore regionale, ricordando le sue vicissitudini in Lega e la sua resistenza alle epurazioni tosiane degli anni passati, si sfila dalla corsa alla segreteria regionale del Carroccio, non senza polemiche, con un avvertimento ben preciso. Se da domenica chiunque vinca toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicini al sottoscritto, io mi impegnerò ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l'1% al giorno. Non è una minaccia, è una presa di impegno. Insomma, siamo al rendezvous. Resta il fatto che è ufficiale la sfida tra Alberto Stefani da un lato e Franco Manzato dall'altro per il congresso regionale di sabato. Ieri sera intanto il commissario della Lega Stefani era ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Questo uno stralcio dell'intervista. Io quello che credo sia importante è quello di confrontarsi sui programmi, di confrontarsi con i militanti, di confrontarsi con la base su un programma di rilancio del movimento, e di farlo soprattutto dopo 2 anni e mezzo di pandemia che ha sicuramente colpito il nostro movimento politico, ed è necessario adesso attuare questo programma di mandato che io tra l'altro ho presentato articolandolo in ben 15 punti. Abbiamo vissuto di tutto in questi anni, no? Di tutto, compreso tra l'altro alla recente espulsione del Boron. A proposito, ci sono novità sul federale che ha valutato la sua opposizione all'espulsione? I ricorsi sono stati respinti, ma questo già da giorni. Sì, sicuramente sono stati anni in cui si è detto di tutto e di più. Si era detto che i congressi non si sarebbero mai celebrati. Siamo la prima regione in Italia ad aver concluso tutti i congressi provinciali e a celebrare per primi il congresso regionale del partito. Quindi credo che questo sia anche fondamentale per mettere a tacere tanti discorsi e tante discussioni che forse non avevano neanche il motivo di esistere. Ma lei quanti delegati ha adesso? Ma questo si i può delegati sapere? liberamente, liberamente, quindi però non diciamo, si sa non è chi giusto, sta è con me, chiaro che chi corre per vincere cerca chiaramente di vincere e di avere la maggioranza dei delegati, e quindi intanto per presentare la candidatura deve averne tra 60 e 95, giusto? Esattamente, quindi fino a mercoledì mattina alle 8 fino a mercoledì mattina, poi c'è il deposito delle candidature e da lì si inizierà poi la fase, diciamo, prettamente congressuale. L'altra parte che si presenta, pare si presenti in contrapposizione a lei, che Lega rappresenta? Quella un po' più storica, quella trevigiana di un tempo, che cos'è quella? Ma bisognerebbe chiedere a loro questo sì, lo so, ci piacerebbe incontrare anche Manzato, ma io vedo continuo lungo il mio percorso, che è un percorso di sicuramente rinnovamento del partito, ma tenendo conto dell'esperienza, perché credo sia sempre fondamentale unire queste due cose che in Lega hanno sempre garantito anche a questo movimento politico di sopravvivere nel corso degli anni, tant'è che è l'unico movimento politico che mantiene il simbolo da 30 anni a questa parte, ha saputo mantenere figure che hanno più esperienza accanto a inserimenti giovanili che hanno garantito anche l'energia adatta.
È tutto da Venezia e dal veneziano. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone infuoca l'Italia, tempo buono e clima caldo sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 21 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, cielo per lo più da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti nel pomeriggio sui rilievi, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in ulteriore rialzo, minime tra 17 e 21 gradi, massime con punte di 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso splenderà il sole, il cielo sarà limpido, sgombro da nubi solo con qualche locale addensamento. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime intorno ai 28-32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza fra sole e nubi. La probabilità di temporali rimarrà generalmente bassa. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 34-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.